Sono Andreoli Claudio, da quest'anno direttore generale del Calcio San Giovanni Lupatoto. Bilancio di quest'anno, parziale ovviamente, è tutto sommato di una stagione come l'avevamo pensata, nel senso, settore giovanile, rispettare diciamo i buoni risultati degli altri anni, quindi avere le 3 categorie di regionali, giovanissimi regionali, allievi regionali, juniores regionali, elite, difendere il posizionamento e non perdere la categoria, e da quest'anno la prima squadra riversare quello che di buono è stato fatto nel settore giovanile in prima squadra, e da quest'anno finalmente insomma riusciamo a vedere qualche giovane di San Giovanni che gioca in prima squadra. Infatti in prima squadra sono arrivati, giocano 2,93, 5,92 e un 94, quindi una buona pattuglia di giovani del San Giovanni Lupatoto. Se vogliamo fare un bilancio parziale, ecco, a livello settore giovanile, nelle categorie regionali siamo terzi con gli allievi regionali e quarti con i giovanissimi regionali. Juniores regionali elite è una categoria appunto elite, per cui stiamo difendendo, siamo nei posti bassi, ma cercheremo di difendere coi denti la categoria. Per quanto riguarda la prima squadra, l'ho detto prima, dove arriveremo? Ci arriveremo con i giovani. Se arriveremo a giocarci il titolo, lo faremo, ma con i nostri giovani. Ovviamente in mezzo a una squadra di giovani c'è anche qualche non giovane, diciamo, che comunque non supera o intorno ai 25-26 anni. Per cui ecco, politica dei giovani. A livello novità di quest'anno abbiamo il comitato genitori che ci aiuta cercando di relazionare la società ASD San Giovanni Lupatoto con il sociale, quindi manifestazioni rivolte a chi ha problemi, disponibilità da parte della nostra società ad incontri con gente insomma meno fortunata di noi. Altre novità sono che insieme al presidente Faedo quest'anno sono entrati 2 soci che si danno abbastanza da fare, diciamo molto da fare, per cui si comincia a vedere qualcosa anche a livello impianti, e anche a livello organizzativo stiamo meglio dell'anno scorso.